manca tanto? Perché scusi? Oh beh, ti capita un portinaio, un fattorino, un operaio del gas. Scusi, ma quante volte risolvo, signora? Beh, almeno 5 senza contare mio marito. Non è normale? Beh, direi proprio di non, signora. Non è normale. Allora scusa, sono malata? Beh, direi di sì, signora. E scuso, linfomania, signora. Lei è una linfomane. Meno male, ero preoccupato. Mio marito dice che sono una puttana. Ecco, questo per quanto riguarda e attiene alla passione secondo Giacobbe. Oppure, questa anche bella, Giovanni, quante volte fate l'amore con la Gigi? Lo Gigi lo facciamo quasi tutti i giorni, hanno superato i 70. A 70 anni? Sì, lo facciamo quasi il lunedì, quasi il martedì, quasi il mercoledì, quasi il giovedì. A testimonianza che comunque la passione, se dura nel tempo, è uno di quegli elementi che può aiutare il matrimonio a essere un matrimonio felice per tutta la vita. Vero Domaio? Ci sarebbe da parlare adesso sulla fedeltà, i capitoli sono 21 in questo libro, ma direi che possiamo anche saltare, perché al di là che la fedeltà è la nota dolente del matrimonio secondo Giacobbe, proprio perché sulla fedeltà si lega a questo famoso discorso dell'infantilismo e della maturità, perché la fedeltà è quella che viene richiesta dal bambino che a tutti i costi vuole che tutti siano per lui e assolutamente a sua disposizione, e qui c'è la trasposizione delle due persone che compongono il matrimonio. Quindi l'infantilismo, ripeto, e essere genitori, essere la maturità, ma soprattutto essere genitori. Andiamo ad un altro momento, la gelosia. Qui la gelosia è rovina di matrimonio con pochi, no? La gelosia non ci sta proprio in un matrimonio felice che dura tutta la vita, anzi lo rovina. E siamo in nuovo infantilismo. I bambini, se il genitore fa un complimento ad un altro bambino, lo prendono a calci, vogliono avere l'esclusiva, ed ecco che quindi trasposizione naturale nell'uomo e nella donna che pretendono la fedeltà assoluta dell'uno verso l'altro. C'è l'infantilismo di chi pretende di avere un'altra persona tutta ed esclusivamente per sé. Dopodiché si lascia all'interpretazione del lettore la valutazione se sia il caso di essere o meno gelosi, quando esserlo e in che modo esserlo, perché a volte, dice anche Giacobbe, la gelosia, se in giusta misura, se ben valutata, può anche diventare un po' di sale per il matrimonio. Dialogo, un altro argomento lunghissimo, la tenerezza. Ecco, questo è interessante soprattutto per quanto riguarda, credo, l'interpretazione del professor Cavalli. Dice Giacobbe che ha visto matrimoni basati sulla tenerezza reciproca, anche senza dialogo e passione, quindi senza uno degli altri due argomenti essenziali, durare una vita. Però dice Giacobbe, non sono attenzione, Giacobbe dice tutto questo perché è anche analista, quindi parla per esperienze vissute nei dialoghi con i propri pazienti, e c'è anche questo, non l'abbiamo detto prima, ma è importante, non è che siano invenzioni totalmente sue, e sono rilievi che lui fa dalla quotidianità del suo lavoro di ricerca, di dottore, di terapeuta. Dice, sono matrimoni che non possono anche durare tutta una vita, ma non sono matrimoni veramente felici, secondo lui. Manca qualcosa, dice che stanno su con la colla. Ma la tenerezza ovviamente è qualcosa di essenziale. Io direi così: quando si è fidanzati o quando si è innamorati è assolutamente spontaneo e normale vedere le cose belle dell'altro, ci si innamora proprio per quello, perché si scopre qualcosa di bello e di meraviglioso di unico nell'altro. Il pericolo è che una volta sposati, dopo un po' che si è sposati, si vedano solo le cose brutte che ci sono nell'altro, e allora questo manda a monte il matrimonio. E allora bisogna trovare un antidoto di questo. Ecco, io e mia moglie come antidoto ci siamo dati questa regola, e la diamo abitualmente anche ai fidanzati, una regola che abbiamo trovato in San Paolo, nella lettera ai Romani, che è questa: gareggiate nello stimarvi a vicenda.
Cioè la caccia al tesoro più interessante che si possa fare dopo sposati è andare a cercare le cose belle, le cose positive dell'altro. E non solo, ma mi piace che ci sono pochi giovanotti qui, perché quando parla ai fidanzati rivolta questo discorso espressamente ai maschietti. Quando si scopre qualcosa di bello nella moglie, per favore diciamoglielo, perché noi uomini siamo tendenzialmente orsi, per cui lo sa già che mi piace questo, lo sa già che ecco, io ormai ci ho fatto il callo e non mi lamento più, non mi offendo più se mia moglie non si accorge quando sono andato dal barbiere a farmi una pettinatura diversa, ma io so che quando lei va dalla pettinatrice e torna con una tinta un po' nuova, una pettinatura diversa, se glielo faccio notare è contenta, e allora quando torno a casa devo cercare di stare un attimo attento a vedere se succede qualcosa del genere. Ecco, la tenerezza è proprio mettere l'accento sulle cose positive dell'altro, che è uno dei fattori che danno sapore alla vita adulta. Però parlando di questo, il professor Galvani ha introdotto un argomento interessantissimo che io avevo saltato, però adesso ho recuperato, che è quello del dialogo della coppia, un altro elemento essenziale, importantissimo, e qui Giacobbe ha 2 pagine di umorismo totale. Concorda? Sì. Se concorda anche il professor Galvani andiamo bene, e allora te ne voglio dire. Allora, tutta colpa di Adamo, dice Giacobbe. Quando ha detto al creatore mi annoio, creami la donna, lui gli ha risposto: come la vuoi? Bella, intelligente, buona, saggia, affettuosa, fedele, innamorata, gentile, allegra, sempre disponibile? Naturalmente, ha risposto Adamo. E allora mi devi dare un occhio, un dente, un orecchio e una mano. Adamo ci pensa su e uscita quella famosa frase: per una costola uso di Nike, rispose il padre. Il creatore si è convinto di una costola, ma poiché aveva un debole per le donne, anche lui è un uomo, non tolse niente dall'elenco di prima, salvo il sempre disponibile. Ma Adamo, il tipico cretino, come molti suoi pronipoti, non si è reso conto di cosa andava incontro quando ha accettato la clausola intelligente. Un casino, perché l'intelligenza si misura con la capacità di imporre relazioni attraverso il linguaggio. E quindi è naturale che la donna parli di più. A scoprire che il cervello della donna ha l'area del linguaggio più sviluppato, l'uomo ci ha messo milioni di anni. Questo già testimonia la sua scarsa intelligenza. Bastava fare caso al chiacchierio continuo che veniva dal fondo della caverna. Secondo me è stata una vendetta sottile del creatore, e l'ho detto anche Einstein: il creatore non è cattivo, ma è sottile, un acustico. Persino un macellaio ha un cane da difendere. E ben illustrato. Purtroppo ce ne siamo presi dello stoppino anche noi, come altri dopo di lui. Infatti Adamo non si è limitato a fregare se stesso, ha fregato anche tutti quelli che gli sono venuti dopo. Non essendo intelligente come la donna, Adamo non ha capito. Ha fatto come quello a cui il genio della lampada ha chiesto di esprimere un desiderio, che il cretino ha detto: un uccello insaziabile. Il fatto che gli abbia dato una montoia che si figura 200 kg di carne al giorno non è stato un errore del genio, ma del cretino. Quindi è importantissimo quello che diceva il professor Galvani: il dialogo, il poter parlare. Come vedete, tutto si può dire di Giacobbe, tranne il fatto che oltre a prendere schiaffi in ogni singola pagina, perché ci fa riflettere, ci fa pensare, alla fine della fiera tendenzialmente arriva alla conclusione